corso sulla costruzione del pianoforte del maestro Borgato e già si guarda avanti ad un progetto più ampio. Sguardi fissi e concentrati nell'affollata sala di Villa Fabris parla il maestro di pianoforti Luigi Borgato. Una sessantina di partecipanti al corso organizzato dall'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene in collaborazione con la Fondazione Villa Fabris e sostenuto dall'amministrazione comunale, dedicato alla costruzione del pianoforte. A guidare i partecipanti provenienti da tutto il Veneto e da fuori regione, attraverso i segreti che si celano dietro la messa a punto dello strumento, il maestro costruttore veneto che insieme alla moglie Paola Bianchi progetta pianoforti gran coda da concerto di concezione innovativa, apprezzati in campo mondiale, costruiti completamente a mano uno per uno. L'aspetto artigianale è stato uno dei temi al centro del corso tenuto da Luigi Borgato, che ha affrontato varie questioni legate alla realizzazione di un pianoforte, dalla meccanica della tastiera al suono e accordatura, in una serie di lezioni anche pratiche particolarmente apprezzate dai partecipanti, che hanno così potuto capire per esempio come nella pratica la meccanica influisca sul suono e sull'esecuzione. Visto il successo dell'iniziativa, l'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene guarda avanti e lavora già ad un nuovo progetto di respiro più ampio per approfondire gli argomenti affrontati, con l'obiettivo di costituire in città un'accademia artigianale del pianoforte.